Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 19 marzo. È dalla provincia di Padova e dai 91 comuni con meno di 15.000 abitanti che parte la prima sperimentazione per il rilascio del passaporto agli sportelli delle poste italiane. Si sta cercando di mettere in moto un'alternativa dati i lunghi tempi di attesa, anche mesi, necessari alle questure per poter adempiere alle richieste. Il progetto Polis, che cerca quindi di andare incontro alle esigenze dei cittadini, si guadagna il plauso del consigliere regionale della Lega Liga Veneta Centenaro, che si augura che con tale iniziativa si possa velocizzare il completamento di tali pratiche, facendo dimenticare alla cittadinanza i tempi biblici necessari in questi ultimi tempi. Questo nuovo servizio sarà reso disponibile grazie alle poste italiane e alle risorse messe a disposizione dal PNRR. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. In questo periodo in cui si profilano cambiamenti climatici e conseguente rischio di alluvioni, è necessario dare il via a opere infrastrutturali per evitare che le piene dei fiumi possano danneggiare persone, abitazioni, imprese, ma servono anche infrastrutture in grado di trattenere l'acqua in modo da poterne usufruire nei periodi di siccità. Ieri sono stati inaugurati i nuovi bacini di laminazione nella provincia di Vicenza, a Trissino, che andranno attivati quando le piogge saranno eccessive. Sono già 13 bacini di laminazione realizzati in Veneto dei 23 previsti per mettere in sicurezza il territorio e proprio nel Vicentino si è vista l'utilità di tale infrastruttura durante gli ultimi maltempi che hanno fatto esondare in più punti il fiume Bacchiglione e mettendo a rischio anche altri territori bagnati da altri fiumi. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Daniele Polato ricorda che è necessario attivare anche progetti per la raccolta di acqua piovana, per la quale in Italia non sembra si stiano facendo ancora importanti investimenti. Intervenendo con misure non emergenziali si può garantire acqua per usi civili e per le produzioni agricole. Il bacino di Trissino si è visto necessario dopo l'alluvione del 2010. I lavori sono iniziati nel 2015 e terminati nel 2022 per il bacino di monte, iniziati nel 2018, ultimati lo scorso dicembre per quello di valle. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi, Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Il presidente Zaia ha mandato ieri questo comunicato. Oggi ricordiamo con profonda commozione il quarto anniversario di un periodo drammatico che ha segnato indelebilmente la nostra storia. Come presidente di una regione che ha visto i primi casi e il primo tragico decesso legati al Covid nel panorama nazionale, non posso che rivolgere il mio pensiero alle 17.000 vittime e alle loro famiglie colpite da un dolore insopportabile in circostanze spesso prive perfino di un conforto o di un ultimo saluto. Allo stesso tempo esprimo solidarietà a coloro che hanno lottato contro la malattia e i ricoveri, superando le avversità ma affrontando una faticosa ripresa. La pandemia è stato un periodo difficile che, con determinazione e sacrificio, siamo riusciti a superare. Oggi è il momento di riconoscere il coraggio e l'impegno di tutti coloro che hanno lottato in prima linea: medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell'ordine, forze armate, protezione civile, volontari e tutti coloro che hanno contribuito, nel rispetto delle regole, a sconfiggere questo flagello. La resilienza dimostrata dalla nostra comunità rimarrà un prezioso patrimonio per il futuro. Con gratitudine e ammirazione guardiamo avanti, consapevoli della forza che ci ha uniti durante questo periodo difficile.
il presidente Luca Zaia. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Per il secondo anno consecutivo a Boscochiaro, frazione di Cavarzere, non si è riusciti a raggiungere il numero di alunni per formare la classe prima. Ne sono necessari 15, ma l'adesione è stata di sole 12 iscrizioni. In comune a Cavarzere è stata presentata e approvata una mozione a riguardo e ora della vicenda se n'è presa in carico la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin. La consigliera ha portato la questione all'attenzione dell'ufficio scolastico regionale. Secondo la Baldin, la scuola Lombardo Radice è espressione dei tagli che vengono fatti e di cui a subire le conseguenze sono soprattutto le località periferiche. Altre, come Boscochiaro, sono Sant'Erasmo e Asseggiano, nel Veneziano. Come è avvenuto al momento della formazione della classe per l'anno scolastico 2023-2024, il comitato Salviamo la scuola di Boscochiaro spera in una deroga per poter continuare a godere del diritto all'istruzione senza doversi rivolgere a scuole distanti, anche di comuni diversi. All'interrogazione che la Baldin aveva presentato lo scorso anno alla Giunta regionale chiedendo come avrebbe contribuito a risolvere la situazione, non seguì risposta, ma le linee guida relative al dimensionamento scolastico raccomandano di mantenere per quanto possibile almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale. Baldin ricorda che il Veneto è terra di comunità diffuse, rurali, isolate, magari montane, dove il trasporto pubblico non è spesso capillare e quindi efficace. Accorpare gli istituti comporta lo spopolamento di alcune aree o la decisione di dare la priorità al trasporto dei figli alla scuola meno lontana. Nella lettera che la consigliera ha inviato all'ufficio scolastico regionale, la consigliera condivide tali preoccupazioni, si appella inoltre all'amministrazione cavarzerana perché si garantisca anche per il prossimo anno scolastico la formazione della classe prima nella scuola primaria Lombardo Radice di Boscochiaro. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 19 marzo, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.